Benvenuti intanto al Grand Hotel San Pietro, parte del gruppo Lindbergh Hotels. Io sono Piero Benigni, sono il direttore di questa splendida e magnifica realtà dell'ospitalità taorminese. Noi ci inseriamo all'interno dell'ospitalità del lusso con un albergo totalmente rinnovato nelle sue camere e nei suoi spazi comuni. Abbiamo 63 camere, di cui camere con balcone e vista mare. Abbiamo delle executive suite e una bellissima penthouse. Ciao, mi posso sedere? Certo. Ottimo. Ciao. Ciao, è da tanto che sei qua. No, guarda, in realtà da 2 giorni, ma vorrei che non finissero mai, perché i risvegli sono stupendi in questa villa di inizio Novecento. Io sono appena arrivato, devo ancora provare. Ma ti va se ci andiamo a fare un bagno in questa splendida location a picco sull'Isola Bella? Ma volentieri, ma tu non bevi? No, dopo. Va bene, andiamo. Al bagno? Sì. Quest'anno abbiamo rinnovato totalmente le camere, abbiamo dato una nuova vita all'ospitalità alberghiera, inserendo tutta una serie di nuove attività, come principalmente nel food and beverage. Il nostro ristorante, il Giardino degli Ulivi, quest'anno lo abbiamo affiancato con una realtà splendida, che il nostro ristorante Badu è un ristorante gastronomico con soltanto 8 tavoli, dove è possibile cenare in modo riservato, soprattutto riservato, ed avere la possibilità di gustare dei piatti che compongono dei menù gastronomici molto ma molto rilevanti, preparati dal nostro executive chef Luca Miuccio, accompagnati poi da una selezione importante di vini tipicamente siciliani ma anche internazionali. Ai nostri 2 ristoranti abbiamo aggiunto altri 2 concept lounge bar, il nostro Belvedere Bar e il nostro Olivum Bar. Al Bar Olivum un'altra opportunità, quella di potersi godere una pizza al lunch, oppure il martedì potersi godere nella nostra terrazza una buona pizza gourmet preparata dal nostro pizzaiolo. Questo è possibile anche a chi desidera venire a Taormina per una serata e godersi una serata all'insegna della tranquillità e dei buoni piatti. È libero? Sì. Allora mi siedo.
Se proprio devi. Ma fai la fashion blogger? No, ma qui è stupendo, perché non fare una foto, scusami? Anzi, tu perché non la stai facendo? A me piacciono queste cose. Le foto sono noiose, l'importante è godersi, guarda una foto bella come si fa. Però guarda, questo è il mio telefono, se proprio devi, mi dai il tuo numero qua, che è perfetto. Se proprio devo? Sì, secondo me è perfetto, perché ci scambiamo così i numeri, ci possiamo sentire. Va bene. Non mischiare quello sbagliato. No. Ma che nome devo mettere, scusa? Edoardo.